Riccardo Marson, un sandonatese molto giovane, l'abbiamo incontrato qui nei nostri studi per presentare il suo nuovo libro, Le stagioni di Adone. Buonasera a tutti, oggi incontriamo nei nostri studi un ragazzo molto giovane, un ragazzo sandonatese, Riccardo Marson. Abbiamo qui il suo libro da poco pubblicato, Le stagioni di Adone. Buonasera Riccardo. Allora, cerchiamo un po' di capire di cosa parla questo libro, raccontaci un po' la trama. Allora, il libro parla soprattutto di una famiglia e tratta il tema dell'adolescenza, quindi dell'abbandono dell'infanzia. Lo fa attraverso i suoi protagonisti, che sono tre, e entrambi verranno strappati in malo modo alla loro infanzia tramite quelle che sono le principali vicissitudini della vita, cioè attraverso maternità, matrimonio e attraverso anche la morte. E a me piace definirlo come un romanzo che sta a metà tra l'adolescenziale e tra invece il noir, un po' un romanzo di mistero, perché al centro di tutto questo romanzo c'è un mistero da svelare, un mistero che riguarda soprattutto la casa in cui è ambientata la storia, una casa che brulica di misteri e in cui avverrà proprio tra le prime pagine del libro un avvenimento che sconvolgerà un po' le vite di tutti i protagonisti. Ecco, c'è un episodio, un capitolo che ti sta particolarmente a cuore in questo tuo libro che preferisci? E mi piace soprattutto il finale perché tira un po' le fila di quella che è un po' la morale di tutta la storia. È un libro che attraversa diversi stadi che possono andare tra la prosa e anche un po' la poesia. E appunto questa fase finale del libro riesce a mescolare la poesia e la prosa che ho cercato un po' di mescolare in uno stile insomma, che spero sia inedito e anche un po' innovativo per la letteratura. Ecco, infatti tu sei molto giovane anche. A cosa ti sei ispirato? A chi ti sei ispirato? E sì, rileggendo adesso il libro mi vengono in mente moltissime delle cose a cui pensavo o che mi possono aver influenzato mentre lo scrivevo. L'ho scritto che avevo più o meno 17 anni e quindi rileggerlo è proprio un flashback riguardo a tutte le cose che mi circondavano in quel momento. In realtà questo libro è nato un po' da solo, nel senso che mi sono trovato in una situazione in cui c'era bisogno proprio di sfogare alcune determinate emozioni e il modo migliore che ho trovato è stato quello di descrivere appunto questo libro. Infatti c'è decisamente molto di me e molto di me a quell'epoca tra le pagine delle stagioni di Adone. Ecco, questo libro è acquistabile online, ma mi dicevi anche in una libreria qui nel San Donatese. Esatto, inizialmente era acquistabile soltanto online perché la casa editrice, in quanto piuttosto piccola, preferisce trattare in questo modo, ma ora è anche disponibile il libro alla libreria Coop qui alla Sandona di Piave. I progetti per il futuro? Hai qualche libro in tasca o... E sì, sto lavorando a qualche nuovo progetto, però non c'è niente ancora di ben definito, per cui mi tengo un po' sul vago e spero di poter proporre presto qualcosa di nuovo. Bene, grazie Riccardo Marson, abbiamo presentato il tuo libro, Le stagioni di Adone, lo facciamo vedere di nuovo. Grazie ancora per essere stato con noi, in bocca al lupo e complimenti per tutto. Grazie.